Mi sono laureata a 24 anni e immaginavo per me un futuro nel quale avrei trovato un lavoro. Si chiama Patrizia Foschini ed oggi ha 33 anni. Nel 2005 ha conseguito una laurea in economia e commercio a Venezia con il massimo dei voti e un percorso scolastico regolare. La sua era ed è una legittima attesa, oggi una speranza, quella di trovare un lavoro a tempo indeterminato ed invece... E invece ho lavorato 9 anni come precaria con contratti dapprima Coco, poi Coco Pro, poi con contratti occasionali e rinnovati anno per anno. Un esempio dei 189.000 precari presenti in Veneto, 60-70.000 i giovani in cerca di occupazione, dati che allarmano e che portano il sindacato, la CGIL, in piazza a Roma sabato 25 ottobre, 10.000 i veneti che arriveranno nella capitale dopodomani e che sfileranno da Piazza della Repubblica. Noi vogliamo cambiare le politiche di questo governo, non pensiamo che la risposta che il governo sta dando alla crisi sia adeguata, il Job Act che interviene nuovamente aumentando la flessibilità, continua le politiche dei governi precedenti e non creerà un posto di lavoro in più. Intanto per chi il posto fisso non ce l'ha non resta che fare i conti con l'incertezza. Io lavoravo per una scuola privata, si lavorava da settembre a giugno con poi i mesi estivi dove non c'era attività, per cui una situazione precaria, una situazione incerta, un'incertezza nei confronti del futuro e un'incertezza economica. Lavoro precario, incertezza economica che deve fare i conti anche con le scelte della vita, quella dei figli. Patrizia oggi è ancora precaria, ha però una figlia di 2 anni. È difficile, però gli anni poi passano, il desiderio di diventare mamma avviene e quindi bisogna un attimino anche guardare a se stessi e cercare di capire quali sono le scelte che vogliamo fare.